cantato un pezzo che tutti conosciamo e che solitamente è cantato da 3 persone, tu invece l'hai cantato da solo. A me di lui colpisce un sacco lo sguardo, ha uno sguardo che guarda verso l'infinito, quindi sei genuina, la canzone mi è piaciuta un sacco, ti do, anzi facciamo una cosa, non ti possiamo giudicare, giudicati tu, che voto. Io devo dire comunque una cosa, Rizzo ce l'ha sempre in bocca ormai notte, Sei innamorato. Io invece faccio gelosire il tuo ragazzo, sei stato un piacere per gli occhi e per le orecchie, e hai ascoltato ciò che ti ho detto la scorsa volta, per me oggi è eccellente. Avevo detto di dosare un po' l'essere didascalica, oggi è stata comunque molto interpretativa ma senza essere didascalica. Non lasci spazio all'indifferenza, sono sicuro che ti vedremo calcare grandi palcoscenici teatrali. Ic è la grande scoperta di questo Passerelle 2024, dipende tantissimo dai genitori, ok? Perché il sogno, mi raccomando Nick, deve essere prima di tutto tuo e portalo avanti se effettivamente è il tuo sogno. Se è il sogno dei tuoi genitori, lascia perdere, non li accontentare e ciao ciao. Era stato detto che hai una bellezza antica, ma anche la tua voce mi ricorda un po' quelle voci degli anni 60-70, e senza fare capriole comunque in questo caso rispetto alle scorse volte mi sei veramente piaciuta. Le belle voci spesso non sono gratificate, io spero che per te questa sia una tra le occasioni importanti per emergere. Occhio alle facce che fate mentre cantate, ok? Cercate di essere belli. Si chiama Julina, arriva dalla Russia. Le ho chiesto, sai qualcosa di italiano? E lei mi ha detto assolutamente sì, perché la musica italiana è bellissima, quindi io vorrei dare questo piccolo input ai ragazzi. Ragazzi, dalla Russia cantano italiano e voi anche cercate di portare un po' più di roba italiana. Inizialmente pensavo che fosse la musica d'attesa quando chiami per un consulto astrologico, no? Sei un po' uno nessuno 100.000, ci hai mostrato una nuova parte di te. L'altra volta ho detto che mi facevi paura, che sembravi un po' la bambola assassina. Oggi sei stata molto angelica. È cambiata. E sei stata molto brava. La musica è la cura per i propri anche dolori e ti auguro di continuare a fare musica anche per superare le tue sofferenze e cercare di arrivare al punto di fare musica per divertirti. Possiamo tornare un po' seri? Dobbiamo passare ai giudizi? Sono d'accordo. Ok, io alzo la mia palettina, vorrei un primo piano per favore. Questa è la palettina. Questa è la palettina che alzo io. Ti piace? Il tuo spessore musicale lo si percepisce immediatamente. Oggi il ruggito l'ho sentito. 3. Oh, mi sembra una guerra tra Maranza questa qua. Però ricordati, io dicevo a Raffa di far uscire il leone, tu fai uscire il riccio dal letargo, perché la scorsa volta ti era stato detto che ti arricci un pochino.